vediamo portare qua, dobbiamo organizzare. Se dico, Digli siamo a Verona, cosa vuoi? Amo. Cosa ti ha costato? Se non devi spendere. Sì, vedo, l'ho chiamata l'altra sera. Tutto o niente, dentro o fuori, il Chievo è obbligato a vincere per provare a centrare i quarti di finale di Coppa Italia. Per farlo però dovrà battere un avversario ostico e complicato da Serie A come il Sassuolo. Amici del calcio femminile dell'Harley Dickinson Chievo Women, benvenuti, un cordiale saluto da Pierluca Loporto in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona e in diretta streaming esclusiva per questo terzo turno di Coppa Italia su Avelia HD Live. Un saluto quindi a tutti gli amici che ci seguono sul canale YouTube di Avelia. Ci sono sicuramente i presupposti per divertirci. Il Chievo terzo in questa mini classifica, anzi secondo, è difficile fare una graduatoria perché ci troviamo in una formula con un mini girone da 3 squadre che comprende Sassuolo, Chievo e Sassari Torres. Il Sassuolo è in testa a questo mini girone con 3 punti, Chievo e Torres seguono a un punto. La Torres però ha già disputato le 2 partite precedenti di Coppa Italia. Al Chievo non resta, come detto in apertura, che vincere per provare a sperare nei quarti di finale di Coppa Italia è centrale, quindi la fase conclusiva di questo trofeo nazionale. Andiamo subito con le formazioni. Per il Chievo Women: Sargenti in porta, Mele, Corrado, Zanoletti e Mascanzoni in difesa, Scuratti, Chiem, Tardini a centrocampo, tridente d'attacco formato da Massa, Ferrato, Dalla Giacomo. Per il Sassuolo di mister Piovani: Cresche in porta, Mella, Playdrup, Jane, Dongus, Naghi, Orsi, Bellucci, Brignoli, Sciabica e Monterubiano.
una variazione dell'ultima ora, era infatti indistinta Tomaselli, invece alla fine il mister Piovani ha messo in campo decisamente la più giovane tra i 22 che vedete proprio in questo momento nei teleschermi di Avelia, dal momento che è una classe 2006, quindi formazioni come vedete che stanno stringendo la mano, manca davvero poco a questo terzo e ultimo turno del girone di Coppa Italia. Alla fine stiamo senza dubbio raccontando quello che è il match decisivo da una parte dall'altra per avanzare in questa competizione. Il Chievo che già, come abbiamo letto, come abbiamo intuito dalle formazioni, ha schierato tutta la sua potenza di fuoco, formazione titolare, la miglior formazione, diciamo così, schierata da mister Venturi, che fa intuire subito l'intenzione di provare comunque a fare il colpaccio. 2 sole variazioni infatti rispetto alla gara vinta contro il Ravenna. Adesso però io resto in silenzio, facciamolo anche da casa, per il doveroso minuto di raccoglimento per un grande campione e uomo qual è stato Gianluca Vialli. Ed era comunque doveroso tributare un uomo di sport qual è stato Gianluca Vialli, ma non solo, esempio anche fuori dal campo, come ci ha dimostrato soprattutto negli ultimi anni complicati della malattia. Passato a miglior vita ieri, dopo una lunga appunto battaglia con il cancro, comunque ci lascia un grande ricordo non solo sportivo, come detto poc'anzi, ma un esempio di grande coraggio e appunto una traccia chiara per la vita di ognuno di noi, se vogliamo prendere così dei modelli importanti. Ma torniamo alla cronaca di Harley Dickinson, Chievo Women Sassuolo, perché le squadre sono già pronte, schierate da una parte e dall'altra. Uno sguardo sul cronometro, siamo pronti. Sul pallone proprio Sciabica, classe 2006. Partiti, comincia proprio in questo istante. Harley Dickinson, Chievo Women contro Sassuolo femminile. Subito in avanti il Sassuolo che vuole aggredire il Chievo. Sbilenco però questo cross è nulla di fatto. Dicevo, solo 2 variazioni. Solo 2 variazioni rispetto alla formazione che ha strapazzato, diciamo così, Ravenna 4-0 prima della sosta natalizia. Cambia un cambio fra i pali per il mister Venturi, secondo tassello stagionale per Asia Sargenti, che fa tirare il fiato, diciamo così, a Giorgio Bettineschi, ma Sargenti sappiamo che è un secondo di lusso, di sicuro affidamento, mentre in avanti al posto di Alborghetti, nominata MVP di dicembre, la sempre ottima Dalla Giacomo, il cross in mezzo di Massa che diventa quasi un tiro, il pallone sbatte sulla traversa, Dalla Giacomo cerca un rimorchio di Mascanzoni che non ci pensa 2 volte, scodella in mezzo, di testa Tardini, la palla resta lì e quindi dopo 2 minuti subito Chievo pericoloso con quello che era probabilmente un cross che però ha finito sulla parte alta del montante. Comunque, nonostante la casualità, diciamo, dell'azione, resta al referto. Sargenti prova a costruire da dietro il Chievo. Mele aggancia, attaccata
da un'avversaria, da Naghi, che poi prova ad andare sul fondo, entra in aria, ritorno però di Mele che non ci sta, e la lascia lì a Massa che deve però anche lei lottare con Brignoli, alla fine alla meglio l'esterno ex Genoa e San Marino, quindi palla per le giallo-blu, oggi in tenuta completamente blu, se non appunto con ritagli gialli, quindi divisa che normalmente da trasferta, divisa da trasferta anche per il Sassuolo in tenuta prevalentemente bianca. Sassuolo al possesso del pallone, si va sulla fascia sinistra, fa movimento in avanti Monterubiano, si va invece ancora da Bellucci, Playdrup, ancora Bellucci, regista della formazione nero-verde, il tiro dalla distanza, para però senza problemi, non spaventa la conclusione di Brignoli. Sargenti da Tardini, subito da Scuratti che prova a scambiare con Ferrato che come sempre gioca di sponda, è brava anche a venire incontro, non in questo caso perché il Sassuolo recupera il pallone, ritmi comunque alti in questi primi 3 minuti e mezzo in cui tutte e due le formazioni stanno provando subito a mettere l'acceleratore per far capire da una parte che Sassuolo vuole dimostrare la propria superiorità tecnica derivata comunque dalla diversa categoria. Il Chievo però è una formazione che di elite della Serie B, quindi vuole dimostrare a sua volta di non essere da meno. Ricordiamo che il Chievo un anno fa, sempre qui in diretta su Aveli HD, abbiamo raccontato 2 partite contro altre 2 formazioni di Serie A, Empoli e Napoli, in quelle occasioni 2 pareggi per 1-1. Solo il sorteggio ha impedito alla formazione di Venturi di avanzare, ma questa è un'altra storia. Adesso in avanti Brignoli, il cross in mezzo, la tocca solo per un attimo Sciabica, poi libera Mascanzoni, Jane indietro da Playdrup, ancora al limite il tiro di Sciabica, però alto sopra la traversa. Buona però questa iniziativa della numero 78, come ricordavo poc'anzi, 2006, nettamente la più giovane in campo, non la più giovane in distinta, però 16 anni per lei, sicuramente una grande emozione e grandi promesse per lei. Non è da tutti i giorni a 16 anni giocare per una formazione di Serie A. La più giovane assoluto in panchina Manuela Perselli per il Sassuolo. Massa scambia con Tardini, l'1-2, entra in area, il cross in mezzo, libera però la difesa del Sassuolo. Brignoli, molto ricercata dalle compagne in questi primi 5 minuti. Si ricomincia però dall'austriaca Kreske, che è indecisa sul da farsi, alla fine trova una verticalizzazione per Bellucci che però per affrettare la giocata non riesce ad essere precisa e a trovare Dongus, quindi rimessa laterale per il Chievo con Chiaramele. Viene incontro Ferrato che però viene anticipata, lotta Chiaramele, riesce a strappare questo pallone, Kiem vuole mettere ordine, allarga da Mascanzoni, dalla Giacomo viene incontro, attaccata dall'avversario, deve mantenere questo pallone, lo fa bene con il fisico, anche con tecnica, poi però non riesce a trovare Mascanzoni che nel frattempo si era sovrapposta. Quindi pallone ancora per il Sassuolo che come detto in presentazione del match ha bisogno quantomeno di un pareggio, a cui basterebbe un pari per avanzare alla fase successiva. Ecco perché sicuramente il Chievo sta mettendo in campo tutte le sue armi, l'ho fatto anche con quelle che diciamo sono le cosiddette titolari o comunque
giocatrici che hanno già disputato tante partite in questa stagione, è bene, direi, perché comunque il Chievo è in una posizione di classifica importante nel gruppone che insegue la Lazio e Napoli. Una di queste giocatrici è sicuramente quella che sta inseguendo il pallone Ferrato, già 9 gol con la maglia del Chievo, 9 gol tra l'altro nelle ultime 7 partite. Ancora il Sassuolo con proprio giro palla che coinvolge anche Cresche, ancora una linea verticale da Bellucci che poi appoggia ancora al portiere nero-verde. Stavolta si tende il lancio con la sponda di Monterubiano, segnalata però una posizione di offside, se non abbiamo visto male, fuori gioco di rientro della numero 27, quindi gioco fermo per il momento. Ricordiamo quindi le precedenti 2 partite di questa Coppa Italia, l'esordio sul campo della Torres, no, è ferma Tardini che ha ricevuto un colpo e quindi sta ricevendo, come vedete sui teleschermi, le cure mediche, ma si è subito rialzata per fortuna. Dovrà comunque attendere il permesso dell'arbitro. Ricordavo le 2 precedenti partite, Sassari-Chievo in Sardegna 1-1 con rete di Puglisi, poi riacciuffata al 90° dalla marcatura di Iannazzo. Invece il turno successivo Torres Sassuolo 0-2, reti di Moracca e Jane. Il lancio di Mascanzoni prolunga Ferrato, di tacco dalla Giacomo ancora da Ferrato, Scuratti ed è rimessa laterale per il Chievo. Mascanzoni andrà con le mani. Recupera palla ancora il Sassuolo con Jane. Bellucci avanza palla al piede e poi allarga dalle parti di Naghi. Orsi in verticale fa movimento sciabica, il cross in mezzo dove però non ci sono maglie bianche, quindi pallone che sfila, ancora una volta rimessa dal fondo quando sono già volati via i primi 10 minuti di partita. Ricordo il risultato sempre di 0-0, da segnalare 2 tiri dalla distanza per il Sassuolo, che però non hanno impensierito Sargenti, ma soprattutto la traversa dopo appena 2 minuti, un tiro cross di Massa. Bellucci prova ancora a far prevalere il possesso con qualche rischio. Il Sassuolo recupera palla il Chievo, Ferrato subito a Cresche, porta libera e Ferrato, vantaggio Chievo, erroraccio della difesa del Sassuolo, non si fa pregare 2 volte la bomber giallo-blu che supera Cresche e mette in rete, 10° gol stagionale per Claudia Ferrato, che continua nel suo magico momento, che non si conclude appunto con il 2022, ma prosegue anche in questa prima uscita stagionale del Chievo. Quindi ricomincia l'anno proprio come l'aveva terminato Claudia Ferrato, ancora una volta con quello che sa fare meglio, il gol. Ed è un gol importantissimo, perché in questo momento c'è una partita, c'è una vita da giocare, però in questo momento pone il Chievo a quota 4 nel gruppo H di Coppa Italia, quindi momentaneamente, usiamo ovviamente il condizionale, il Chievo sarebbe ai quarti di finale di Coppa Italia. Davvero un errore
un errore grossolano del Sassuolo, che comunque fa del possesso palla la sua arma. Chiaramente quando costruisci da dietro un errore può essere decisivo, soprattutto in quel caso in cui il portiere era nettamente fuori dall'area di rigore, e quindi una volta recuperata palla Ferrato si è trovata Cresche come ultima giocatrice del Sassuolo. Non ha fatto fatica a scartarla sempre al di fuori dell'area di rigore, quindi non avrebbe potuto utilizzare le mani il portiere neroverde, e poi ha realizzato quello che per lei sicuramente è il più facile dei gol, quando ha trovato la porta spalancata. È stata fredda a siglare il vantaggio. Prova a rispondere il Sassuolo con Sciabica. Zanoletti però fa buona guardia. Dalla Giacoma non riesce ad arrivare, arriva però Zanoletti che anticipa Mella. Ancora Zanoletti con un lancio che però non trova Scuratti. Vedremo se ci sarà la reazione del Sassuolo, e vedremo quando sarà anche la, diciamo, reazione psicologica del Chievo, se continuerà a spingersi in avanti o comunque. Attenzione qua, un errore del Chievo, il tiro che sfila vicinissimo al palo, diagonale di Brignoli, pericoloso. Qui un altro errore difensivo, questa volta dall'altra parte, che aveva favorito il recupero alto del Sassuolo. Poi Brignoli è entrato in aria, non ci ha pensato due volte, diagonale che fa la barba, come si diceva una volta, al palo. Quindi sicuramente l'occasione più importante finora di questi primi 14 minuti del Sassuolo, con Brignoli. Quindi non si è fatta attendere la risposta delle neroverdi, e ci sarà sicuramente da soffrire per il Chievo Women, ma sarebbe stato così a prescindere dallo score parziale, che si trova di fronte a una formazione importante. Ricordiamo Sassuolo che nello scorso campionato è arrivato quarto, e che per la buona fetta della Serie A ha giocato anche, ha rischiato tra virgolette di qualificarsi anche in Champions League, quindi una formazione sicuramente importante del movimento italiano. Quest'anno sta facendo un po' più di fatica al settimo posto, però resta comunque un club che riesce a pescare sempre giovani di grande prospettiva, e che riesce ad essere sempre protagonista in Serie A, come mostrato negli ultimi campionati. Prova ancora delle combinazioni il Sassuolo, che liberano Bellucci, che pensa un attimo al tiro, poi invece va da Sciabica. Qui un'indecisione, prova a approfittare Massa che recupera la palla, lo scarico da Ferrato, ancora da Massa che vuole accelerare, mette il turbo, la numero 22, poi gira dall'altra parte perché trova Dalla Giacoma, il tiro di Dalla Giacoma e calcio d'angolo, riflesso di Cresche. Ancora pericoloso il Chievo, vicino al 2-0, bravo a sfruttare il Chievo questo contropiede, e sarà probabilmente il leitmotiv della partita, con il Sassuolo che proverà appunto a amministrare il pallone col Chievo, che ha sicuramente delle frecce sulle proprie fasce, come visto in questo caso, coinvolte entrambe, e proverà quindi far male in contropiede. Dalla Giacoma, vicino a lei Corrado che evita l'avversario, poi scarica Tardini il campanile, letto però da Cresche. Stavolta lancio immediato della numero 12, riesce però a recuperare palla il Chievo. Tardini, Mele attaccata, una situazione complicata, se la cava bene trovando addirittura Massa. Qui lancio di Tardini, non può arrivare però Ferrato. Jane allarga da Mella,
Ancora Jane, viene incontro Bellucci, Orsi, in avanti da Naghi che evita Mele, il cross in mezzo, pericoloso, smanaccia però Sargenti, c'era però posizione irregolare di fuorigioco, risponde però ancora presente Sargenti, perché che per chi vede gli allenamenti del Chievo sicuramente è ben consapevole delle sue qualità. Appunto raccontavamo prima che la numero 99 è un secondo sì, ma di lusso, che ha qualità sicuramente per essere anche protagonista, e non ci ha pensato due volte mister Venturi nel corso di questa Coppa Italia a schierarla da titolare. Qui non arriva, anzi disimpegno sbagliato da Mella, quindi Scuratti prova a ripartire, sì, frappone però Bellucci che mette il corpo, ancora Bellucci, Jane, Orsi, largo da Naghi, fa movimento in avanti Monterubiano, riesce però Mele a capire tutto, Massa, Ferrato, Tardini ancora con lucidità e tecnica, Zanoletti, Mascanzoni sulla corsia destra, indecisa sul da farsi, poi proprio il lancio per Dalla Giacomo che però era marcatissima dalla propria avversaria. Si ritorna da Sargenti, da Mele, di testa addirittura Mele, che nonostante la sua stazza sicuramente non altissima, però riesce sempre ad arrivare in qualche modo. Naghi, cross in mezzo, qui deviazione, vedremo se ci sarà, sì, se calcio d'angolo, come indica il direttore di gara, che è Claudio Allegretta della sezione di Molfetta, quindi corner per il Sassuolo. Dicevo, Mele in qualche modo arriva sempre, anche di testa. Grande scelta di tempo della numero 4 giallo-blu. Qui dalla bandierina Playdrup col sinistro, il cross in mezzo, esce Sargenti ancora con sicurezza, la allunga verso la corsia di sinistra. Ancora un corner, questa volta dall'altra parte, conquistato da lavoro sporco, diciamo così, di Monterubiano, che fa carambolare la palla su Corrado. Sarà Jane a incaricarsi della battuta, chiamato lo schema, battuto corto questo corner. Si va dietro da Orsi che prova il lancio a cercare però nessuno. C'è invece Asia Sargenti che la blocca e la fa sua. Che costruisce da dietro con qualche rischio, Sargenti è costretta a spazzare, non ha un controllo felice però Orsi, qui ottimo lavoro di Massa che strappa il pallone, era Naghi anzi non Orsi, qui recupera palla Dongus, Bellucci, lo scambio con Monterubiano, il lancio di Bellucci che voleva Monterubiano, troppo lungo, seppur una buona idea quella della numero 10. Quindi 22esimo minuto sul cronometro, 1-0 il risultato allo stadio Olivieri, vantaggio siglato Savastandir da Claudia Ferrato. Brignoli, largo da Sciabica che punta Corrado che però non casca alle finte, non ci casca. Dongus dietro da
Orsi, Playdrup, Bellucci largo ancora da Dongus, coinvolta anche Naghi che pensa al cross, respinta di Tardini, Bellucci ancora nella tre quarti avversaria, il Sassuolo che cerca il varco decisivo, Ferrato addirittura, guardate dove è andata a recuperare questo pallone e a lottare, seppur solo per un attimo, però gran lavoro anche in difesa di Ferrato, il cross in mezzo, la palla resta lì, una deviazione che aveva rischiato di ingannare Sargenti, che però in qualche modo, se non abbiamo visto male, è stata lei a toccare per ultima, quindi corner del Sassuolo dopo un brivido per il Chievo. Cross in mezzo, esce Sargenti, prova a rimettere dentro il Sassuolo, allontana però ancora una volta la difesa del Chievo. Ultima giocatrice Orsi, Creschi ancora in una posizione quasi da portiere di calcio 5, ancora da Cresche, non rinuncia comunque alla sua idea di gioco il Sassuolo, lasciando Cresche altissima come in occasione del vantaggio del Chievo. Qui le finte di Sciabica che riesce ad evitare Zanoletti, ancora Manuela Sciabica, prova a darle una mano Dongus, Sciabica prova Bellucci, costruisce ancora sulla corsia di sinistra il Sassuolo, fa movimento anche Geni che però non riesce a trovare la compagna, spazza via il Chievo che in questo momento fa fatica, dobbiamo dire, ad uscire, con tutte e 10 le effettive a dare una mano in fase di copertura. Mele qui è in vantaggio e prova a difendere con il fisico, lo fa benissimo, quindi rimessa per il Chievo quando siamo al 25esimo minuto sul cronometro. Mele con le mani, ci sarà ancora un'altra rimessa per il Chievo. Ancora Chiara Mele, chiaramente non ha fretta il Chievo, però dovrà soffrire e comunque anche proporre quando ci sarà l'opportunità. In avanti Brignoli, chiamata all'uscita di Sargenti, puntuale, numero 99. Zanoletti ancora da dietro il Chievo, lancio lungo questa volta di testa dalla Giacomo, prova a tenerla in campo, ci riesce, palla ancora contesa, alla fine prova a mettere ordine Kiem, attaccata Mascanzoni fallosamente secondo l'arbitro. Zanoletti incaricata della battuta, non rinuncia alla costruzione da dietro neanche il Chievo. Qui incontro massa, ancora il Sassuolo però che vuole tenere dietro il Chievo. Naghi si era centrata con questa palla, però il Chievo con l'ottimo lavoro di massa, poi Corrado il lancio e trova Dalla Giacoma che vuole sprintare sulla corsia di destra, sovrapposizione di Mascanzoni che entra in aria, Mascanzoni, ottimo lavoro però di Dongus che ha capito tutto. Qui Monterubiano va via in contropiede, c'è Sciabica vicino a lei, fa tutto da solo, si prosegue con il vantaggio, il tiro di Bellucci, si distende Sargenti, ancora un ottimo riflesso della 99, era Brignoli a aver tentato il tiro dopo il cost to cost di Monterubiano.
che aveva decisamente accelerato da una metà campo all'altra, poi il pallone che era arrivato in qualche modo alla numero 15, Brignoli, conclusione su cui si è fatto trovare pronta ancora una volta Sargenti. Corner quindi per il Sassuolo. Questo in mezzo, corner sul primo palo, c'è però Mascanzoni, qui anticipata Mele, il tiro di Mella, che però non crea problemi, ancora una volta Sargenti. Corrado da Sargenti con qualche rischio, se la cava però la numero 27, Tardini ancora Sargenti, un pallone abbastanza velenoso, se la cavano bene però difensori del Chievo, che riesce a uscire con Dalla Giacomo che vorrebbe il fallo, non lo ottiene, non secondo l'arbitro, quindi Sassuolo ancora in avanti. Bellucci, Playdrup, ancora Playdrup, verticalizzazione, viene incontro Sciabica, il cross in mezzo, allontanato da Kiem, poi Dalla Giacomo, solo per un attimo il tiro improvviso di Orsi, decisamente però alto sulla traversa. Sul pallone ancora Sargenti, anzi lascia la battuta a Zanoletti, scambia proprio con lei. Qui vuole far uscire, vuole stanare il Sassuolo per poi aprirsi qualche varco in avanti. Il Chievo non ci è riuscito molte volte fin qui. Chievo però si è reso pericoloso quelle volte che ha strappato palla nella zona mediana del campo e ha sfruttato qualche indecisione di troppo della compagine nero-verde. Con le mani va Mascanzoni, fa movimento la solita Ferrato, non può arrivare troppo lungo, quindi il Sassuolo con Sciabica, Monterubiano, punta Corrado, arriva anche il raddoppio. Monterubiano, le finte, non ci casca Corrado e poi un tiro cross che però disinnescato subito da Sargenti. Tardini a ricevere per impostare. Mele evita bene l'avversaria e poi si lancia, troppo corto però il suggerimento per Ferrato. Naghi, Bellucci, il cross in mezzo letto da Corrado, Massa la mette giù, Ferrato è sola, quindi può decidere sul da farsi, attaccata a Scuratti, scarico per Tardini, ancora Scuratti in avanti, evita anche il ritorno di Bellucci. Zanoletti prova ad alzare il proprio baricentro, il Chievo. Tardini, Kiem, Corrado, Mascanzoni prova ad arrivare Massa che è andato sulla corsia opposta rispetto all'inizio del match. Kiem, contrasto, Ferrato che anticipa Orsi e quindi guadagna un ottimo calcio di punizione. Ferrato che è un ex chiaramente del Sassuolo, diverse stagioni con la maglia nero-verde e quindi ecco perché, se qualcuno se lo fosse chiesto, non ha esultato in occasione dell'importantissimo invece gol del Chievo. Sarà stata sicuramente molto felice dentro di sé, però non ha esultato per rispetto nei confronti della sua ex squadra. Qui Tardini, sembra lei incaricata della battuta. Vicino c'è anche Zanoletti per un'eventuale soluzione di potenza. La finta di Zanoletti. Tardini!
in angolo Cresche, conclusione non angolatissima ma potente, quella della 25. Ci sarà un'altra occasione per il Chievo da corner. Comunque ha fatto bene a provarci, ha calciato sicuramente bene Sara Tardini, non è riuscita ad angolare tantissimo, però comunque è stata costretta a mandare in angolo Cresche dalla bandierina Corrado che chiama lo schema. Il cross in mezzo, Ferrato di testa, debole però la conclusione della 9. Vuole ripartire subito il Sassuolo per trovare dei spazi in più, ricava solo una rimessa che velocizza però per provare a sorprendere il Chievo sulla palla sciabica. Devo dire non si nota la differenza di età finora. Numero 78 comunque si sta muovendo bene, ricordiamo 16 anni per lei. Orsi, Cresche da Mella, ancora Cresche, altissima come sempre, quasi a ridosso del cerchio di centrocampo. Ancora ottime combinazioni del Sassuolo che gioca a 1 o 2 tocchi. Qui però manca l'ultimo passaggio, Zanoletti ci mette una pezza, non riesce però a mantenere il possesso prolungato il Chievo. Bellucci prova un tacco ma alla fine non riesce a colpire il pallone. Ancora Bellucci che però entra in area raddoppiata, il cross in mezzo allontana Mascanzoni che resta a terra, fallo. Il Chievo che proviene, come detto, dal 4-0 contro il Ravenna, reti di Tardini, doppietta di Ferrato, della solita Ferrato direi, e sigillo di Alborghetti. Alborghetti che, come detto poc'anzi, è stata nominata MVP giallo-blu del mese di dicembre, grazie ai gol ma anche agli assist che ha servito, direi non solo nell'ultimo mese ma soprattutto nel novembre e dicembre del Chievo, in cui è stata sicuramente un fattore anche con i suoi cross, perché l'abbiamo sentito anche in una recente intervista, una giocatrice ambidestra che calcia indifferentemente con uno o l'altro piede. Ne ha approfittato anche Ferrato. Qui momentaneamente in 10 il Chievo con Mascanzoni che si è rialzata ma dovrà richiedere il permesso al direttore di gara quando il gioco è ripartito. Mella, incontro Bellucci, Jane combinazione con Bellucci, avanza anche Orsi, il cross in mezzo è proprio a cercare Jane che anticipa Zanoletti ma non riesce a centrare la porta. 36esimo minuto sul cronometro, sempre 1-0 per il Chievo. Ci sarà da soffrire, sta già soffrendo il Chievo che deve tenere questo risultato con le unghie e con i denti e se possibile poi provare anche a far male come fatto questa prima frazione da Ferrato. Avanti però ancora il Sassuolo, il cross in mezzo, Sciabica si era ritrovata tutta sola a pochi metri da Sargenti, forse anche un po' disturbata dai salti a vuoto delle sue compagne, delle avversarie, non riesce a girare con potenza. Ancora Sciabica, allarga da Jane con l'esterno,
Bellucci, Brignoli, prova il tiro e in calcio d'angolo Sargenti che si è allungata per andare a prendere questa conclusione, quasi un pallonetto. Speriamo nulla di importante per Sargenti, che all'inizio dai movimenti sembrava aver patito questo allungo, in cui è stato comunque provvidenziale e utile. Jane, Orsi, il cross in mezzo, palla nel mucchione, prevale alla fine Scuratti che l'allontana, palla ancora Sassuolo con Bellucci, il cross in mezzo sporcato, poi esce con grande decisione, ancora una volta Asia Sargenti, che non può non essere protagonista in questa partita, perché chiaramente il Sassuolo ha attaccato e continuerà a farlo per cercare la rete, che vorrebbe dire qualificazione. In questo momento però è avanti il Chievo nel gruppo H, in cui passano solo chiaramente le prime classificate degli 8 gruppi della Coppa Italia Femminile 22-23. Il gioco nel frattempo ripreso, il cross in mezzo, il tiro di Monterubiano, murata però da Eden Corrado, direi decisiva in questo caso, perché se il pallone avesse superato la sua figura non sarebbe stato facile per Sargenti respingere. Qui la spazza via dalla Giacomo, controlla Jane in maniera non pulita ma efficace. Dongus si va a largo da Brignoli, il cross in mezzo, non c'è deviazione, quindi traversone sbagliato al numero 15, che comunque è una delle più attive, delle più positive del Sassuolo, che fa tanto movimento soprattutto sulla tre quarti avversaria, si allarga, si inserisce, suggerisce anche delle traiettorie di passaggio, sicuramente sempre nel vivo del gioco nero-verde. Questa volta va a lungo Sargenti, qui intervento deciso di Playdrup, non c'è fallo però, ancora possesso del Sassuolo. Jane, Mella, il lancio a trovare Monterubiano che si è defilata sulla sinistra, aspetta e trova Mella, si propone ancora Monterubiano, servita invece Bellucci, il cross di Mella, la palla che sfila solo per un attimo Sciabica, pallone trattenuto da Sargenti, che è stata colpita anche duramente nel tentativo della 78 di andare a rete. Sembra però aver la peggio proprio la sedicenne del Sassuolo, che resta a terra. Sassuolo che invece ha chiuso l'anno con lo 0-1 sul campo del Milan con rete di Aslani. Solo che in questo momento, come detto, è settima nella graduatoria di Serie A. Lana Cleland, che oggi non figura però in distinta, è la miglior realizzatrice della formazione nero-verde con 3 gol. Seguono a 2 gol Tomaselli e Goldoni. Cleland, che nello scorso campionato ha realizzato invece 11 gol, seconda nella classifica dei marcatori, e che appunto ha trascinato il Sassuolo nel quarto posto. A un certo punto della stagione poteva essere anche qualcosa in più
sembrava essere qualcosa di più importante, ma comunque rimane un ottimo campionato quello fatto dalla formazione emiliana. Qui claudicante, prova a uscire dal campo Sciabica, fa cenno però che non ce la fa, quindi ci sarà probabilmente un cambio forzato, perché è vero che siamo vicini al 45esimo, ma non così tanto, nel senso siamo al 43esimo, ci saranno altri 2 minuti e mezzo, più probabile un minuto di recupero, quindi qui difficile decidere se rischiare in questi 2 minuti e mezzo, che comunque sono un'eternità per il calcio, oppure andare subito con la sostituzione. Vedremo cosa deciderà mister Giampiero Piovani. Qui Monterubiano in un duello fra numeri 27 con Zanoletti, che alla fine ha la meglio con esperienza, la centrale lombarda. Sargenti corto da Corrado. Qui il lancio di Corrado in orizzontale, pesca Mascanzoni, che trova una deviazione di Jane, quindi ancora rimessa dal Chievo, che prova a respirare. Con le mani Mascanzoni, viene incontro Ferrato che la prolunga, fa mettere giù Brignoli, viene incontro ancora Monterubiano, ancora largo da Mella, si sovrappone Brignoli, servita invece Bellucci che gioca con la suola e trova un ottimo varco per Mella, il cross in mezzo, anticipata però Naghi. Qui Dongus a lottare con Massa strappa il pallone a Dongus con grande decisione. Tardini, qui si apre un varco per Mele, c'è dall'altra parte Dalla Giacoma, 3 contro 2, Dalla Giacoma avanza a grandi falcate, il tiro di Dalla Giacoma, traversa, vicinissimo al doppio vantaggio il Chievo, stava provando a chiudere il primo tempo col botto, contropiede micidiale sull'asse Mele Dalla Giacoma, conclusione potente della numero 29. E quindi brivido proprio al 46esimo sul finire della prima frazione per il Sassuolo. Sarebbe stato sicuramente diverso andare negli spogliatoi con doppio svantaggio, però comunque resta comunque il pericolo, resta comunque negli occhi la pericolosità che ha dimostrato il Chievo in quelle poche ma importanti occasioni in cui ha messo il muso in avanti. Quindi ultimi secondi di questa prima frazione fra Chievo e Sassuolo. Abbiamo superato il 46esimo con le mani Mele. Tardini viene incontro. Tardini ancora a lottare con Naghi. Scuratti largo Dalla Giacoma, pensa al cross, deviato, esce Cresche, se la chiama e la fa sua. Vediamo se ci sarà un ultimo sussulto del Sassuolo prima di andare negli spogliatoi. Brignoli dietro da Orsi.
Mella, Dongus, il lancio lungo per Jane che si è defilata sulla corsia di sinistra, evita il ritorno di Mascanzoni, Bellucci, si chiude bene però il Chievo che difende con tutti i propri effettivi, recupera palla con Kiem, Scuratti, vedremo se ci sarà tempo e spazio per l'ultima occasione, qui non riesce a girare però con precisione Ferrato. Qui Creschi ancora una volta in possesso, ma il Chievo chiude bene gli spazi con Scuratti addirittura in questo momento ultima, e arriva proprio in questo istante il duplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi con il risultato di 1-0 allo stadio Olivieri. Chievo infatti in vantaggio con la rete siglata da Claudia Ferrato. Chievo che ha colpito anche due traverse, una più rocambolesca e inaspettata nei primissimi minuti sul cross di Massa, ma soprattutto resta negli occhi l'ultima occasione su contropiede di Dalla Giacoma, che dopo un bolide ha centrato in pieno la parte alta del montante. Il Sassuolo che fa la partita, il Chievo che riparte con grande pericolosità, e quindi ci sarà a divertirsi anche nella seconda frazione di gioco. A questo punto ci prendiamo una pausa, ma restate incollati sul canale YouTube di Avelia HD Live per il secondo decisivo, a questo punto, tempo di Chievo Women Sassuolo. A dopo.
Amici di Avelia HD Live, bentornati in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per il secondo tempo di Harley Dickinson Chievo Women Sassuolo femminile. Ricordiamo il parziale di 1-0 in favore della squadra scaligera, rete finora decisiva non solo per il match ma anche per l'eventuale qualificazione ai quarti finali di Coppa Italia di Claudia Ferrato. Formazioni già schierate, si attende solo il via dell'arbitro che arriva in questo momento. Via alla seconda frazione di Chievo Women Sassuolo. 45 minuti decisivi, tutti da vivere ancora una volta su Avelia HD Live. 45 minuti in cui il Chievo dovrà sicuramente stringere e dare tutto quello che ha per centrare un'eventuale impresa storica che sembrava poter essere più vicina dopo l'ultimo minuto in pratica della prima frazione in cui ha sfiorato il doppio vantaggio in avanti, però è solo che non demorde con Jane, diagonale potentissimo di Jane che al primo minuto, dopo appena 50 secondi, trova il pari per il Sassuolo. Qui risposta decisamente marcata, quella della formazione nero-verde, con la rete dell'ex Milan classe 1992. Tiro potentissimo dal limite su cui Sargenti sicuramente non poteva far nulla, e quindi tutto da rifare per il Chievo. 1-1, sicuramente una mazzata psicologica importante per la formazione di Mister Venturi. Con questo inizio shock, Chievo però ha la volontà, le caratteristiche per tornare a far male, prova a farlo da subito con Dalla Giacomo, inserimento di Scuratti, rimessa in posizione avanzata per il Chievo. Sicuramente ha subito un po' il contraccolpo, però da quello che vediamo in questi primissimi secondi subito dopo il pari non vuole sicuramente gettare la spugna. Ancora l'eventuale qualificazione è apertissima. Scuratti, il cross in mezzo e corner, un'occasione può arrivare proprio adesso al 48esimo su corner, quando intanto per dovere di cronaca vi racconto il primo cambio per il Sassuolo è del match. Esce Sciabica, Manuela Sciabica, che abbiamo vista claudicante nel corso degli ultimi minuti della prima frazione, dentro Filtgens con il numero 2, quindi fuori Sciabica, dentro Filtgens. Il cross in mezzo, esce Cresche che a gran voce la fa sua, e poi il rilancio lungo Dalla Giacomo, prova a dare una mano Mascanzoni subito in avanti dove non ci sono maglie blu. Ha fatto bene però con ogni probabilità la numero 21 per evitare guai più grossi. Bellucci si fa vedere, Mella scambia ancora con la numero 10 Cresche, ancora da Bellucci che fa valere la propria sicurezza tecnica. Bellucci, verticalizzazione, viene incontro Monte Rubiano, anzi era Naghi, qui però nulla di fatto, si frappone Tardini che prova a conservare questo possesso e ci riesce. Rimessa laterale, Mele con le mani, qui prolunga Tardini, toccata anche duramente, prolunga anche Ferrato che però non riesce a trovare Massa, che per un attimo però aveva tentato di strappare il pallone ad Orsi. Cresche gioca a basso, sta solo rischiando anche qualcosa, costretto ad alzare il pallone questa volta Cresche, la sporca Dalla Giacomo che in questo contrasto aereo ha avuto la peggio, resta a terra la numero 29. Ricordiamo il Chievo
ha comunque in panchina anche qualche arma offensiva per a questo punto provare a ritrovare il vantaggio. Sicuramente l'italo-brasiliano Fabiano Alborghetti è ideale in questo senso come cambio gara in corso. Speriamo non un cambio forzato per Dalla Giacomo, speriamo nulla di grave per la numero 29 che nel contrasto ha probabilmente ricevuto un colpo al fianco. Si rialza adesso con l'aiuto della massofisioterapista Marika Osvardi. Non dovrebbe essere appunto nulla di grave per la numero 29, quindi Chievo momentaneamente un 10. Il gioco è ripartito dai piedi della retroguardia del Sassuolo con Playdrup. Il lancio lungo di Playdrup, c'è però la testa di Mele, Massa non riesce ad agganciare, prova a farlo Tardini lottando con Naghi e quindi rimessa per il Chievo che a questo punto è chiamato a un ulteriore sforzo, ha comunque le qualità per farlo la formazione di Venturi. Dall'altra parte lo vedete, probabilmente non c'è Giampiero Piovani che è squalificato, c'è invece al suo posto il vice Stefano Sacchetti, ex calciatore, vestito anche la maglia della Sampdoria, oggi in panchina al posto dello squalificato Piovani. In avanti ancora il Sassuolo, Mele prova a lottare con Naghi e alla fine ha la meglio proprio la numero 4 del Chievo. 52esimo sul cronometro, 1-1 il risultato allo stadio Olivieri. Afferrato ha risposto il bolide, direi, di Jane, giocatrice sudafricana. Tanto in avanti il Chievo che ha spazio, viene a tutta velocità Scuratti che però non è servita da Massa, recupera palla il Sassuolo. Massa però si fa perdonare ritrovando questo pallone. Kiem si attarda per lo scarico del pallone, poi Zanonetti costretta a commettere fallo, si continua però per il vantaggio. Monterubiano largo da Naghi. Dongus scambia con la solita, direi, Bellucci, sempre nel vivo della manovra. Qui Mella prova un tiro dopo lo scambio con la nuova entrata Phil Jens, troppo debole per impensierire Sargenti. Gittata lunghissima di Sargenti dove svetta però Mella, anzi era Playdrup. Chiaramente serve adesso un episodio per ritrovare anche fiducia, una scossa per il Chievo. Il risultato è qualificazione decisamente in bilico. Si è allargata Bellucci, qui però c'è tutto da rifare, gioco fermo, ha funzionato la trappola del fuorigioco di stampo scaligero. Sicuramente Mister Venturi, conoscendo le sue mosse, diciamo così, come abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo sulla Puglia del Chievo, starà studiando qualcosa assieme al suo vice Perina per cambiare l'inerzia di questo match. Mella con le mani, viene incontro Bellucci, Scuratti prova a mettere ordine, tackle di Phil Jens, rimessa a Chievo. Zanoletti, Scuratti e ancora rimessa per i blu.
Mascanzoni prova con le mani a trovare una compagna libera, alla fine si affida alla solita Ferrato e ancora una volta però il Sassuolo a mettere giù questo pallone e conservarlo, rifugiandosi da Cresche. Avanza il Sassuolo che cerca il gol del 2-1, qui un tackle deciso. Alla fine c'è fallo su Chiaramele, che è andato a contrasto con Phil Jens. Batte subito e corto il Chievo con Zanoletti, attaccata da Monterubiano, costretta a allontanare questo pallone Corrado. Fa fatica a uscire il Chievo in queste situazioni a causa del pressing alto del Sassuolo. È pure vero che se aggirata la prima linea è possibile trovare dei vacchi importanti, soprattutto per le velociste di stampo giallo-blu, e come detto prima c'è già movimento sulla panchina del Chievo, probabilmente potrebbe esserci qualche variazione. Per adesso le stesse 11 del primo tempo. Qui Dongus gira bene, Massa riesce solo a sporcare questo pallone. Tardini anticipa l'avversario, Massa si impegna con grande caparbietà a tenerla in campo e ci riesce, che il pallone naviga sulla linea di fondo, anzi sulla linea laterale, pardon. Jane, autrice del gol dell'1-1, il lancio lungo a cercare Phil Jens, si frappone con esperienza Zanoletti che rallenta la corsa della numero 2. Il lancio di Mascanzoni non può arrivare dalla Giacoma, quindi ancora il Sassuolo sulla corsia di sinistra si accentra. Monterubiano, dopo essersi defilata, lo scarico per Bellucci che evita con la suola l'avversaria, poi non riesce la combinazione e quindi si apre un varco per il Chievo che prova a partire in contropiede, poi ci ripensa Tardini e chiede l'aiuto delle compagne. C'è Kiem vicino a lei, allarga dalle parti di Mascanzoni, di vicino c'è Scuratti che fa il movimento, sceglie invece dalla Giacomo sulla fascia. Adesso si va da Scuratti, giro palla veloce del Chievo che prova a restare come non è riuscito a fare la maggior parte di questa gara nella metà campo avversaria. Mele il cross in mezzo basso per non rischiare. Orsi la scaraventa in calcio d'angolo, quindi salgono le torri, opportunità per il Chievo al 58esimo minuto, sempre con risultato di 1-1. Sarà probabilmente Corrado, sì, vediamo la sua piuma bionda ad avvicinarsi alla bandierina del corner. Movimento in area, il cross di Corrado, arriva sul primo palo Scuratti solo per un attimo, palla che resta pericolosamente in aria e poi ancora in angolo. Non c'era nessuno però sul secondo palo a chiudere questo traversone pericoloso. A un'altra occasione però Corrado, parte Corrado, il cross in mezzo, ancora sul primo palo, pallone che sfila, Kiem non riesce nella deviazione decisiva e poi rimessa laterale per il Sassuolo, un'altra potenziale quantomeno occasione per il Chievo. Non è riuscita a girare in maniera decisiva verso la porta Kiem nei pressi in pratica dell'area piccola. In testa Zanoletti, la mette giù Kiem, che riesce con il fisico a tenere botta e adesso verticalizzazione per far correre Scuratti, però è astuta numero 20 del Sassuolo Orsi a procurarsi questa rimessa laterale quando intanto c'è un cambio.
un cambio per il Chievo, dentro Fabiana Alborghetti. Cambio offensivo, decisamente offensivo per il Chievo, dentro Fabiano Alborghetti che è un'ala d'attacco, fuori Scuratti che è una centrocampista, quindi un probabile cambio di modulo per Mister Venturi, forse un 4-2-3-1, vedremo come si schiereranno in campo. Alborghetti che sembra posizione avanzata quasi vicina a Ferrato, quindi più semplicemente un 4-4-2, poco cambia comunque nella posizione. Vedremo se è più da trequartista o da seconda punta quella di Fabiano Alborghetti. Sta di fatto che sicuramente ha aumentato la propria potenza di fuoco il Chievo per provare a colpire. Ha messo un'altra velocista dalla buona tecnica. Ci sarà però ulteriormente da soffrire quando il Sassuolo sarà in possesso di palla. Qui Alborghetti subito protagonista, vuole sprintare, sfidare la sua avversaria che però dice di no, è Playdrup. Un'altra occasione con Dalla Giacoma, avanza grandi falcate Mascanzoni, vuole Ferrato che viene incontro, girata deviata però dalla difesa del Sassuolo. Qui d'esterno Bellucci, arriva Zanoletti con decisione. Qui ancora gioco fermo per un altro cambio, questa volta di stampo nero-verde, fuori con il numero 77. Allora, ingresso di Pondini al posto di Naghi, quindi fuori con il 77 Naghi, dentro con il numero 8 Pondini. Secondo cambio per il Sassuolo dopo quello forzato di Sciabica che ha subito un colpo che le ha impedito di continuare. Slot però non sprecato in quell'occasione perché è avvenuto, ricordiamolo, all'inizio del secondo tempo, cioè tra un tempo e l'altro, quindi non rientra nella conta complessiva. Qui avanti il Sassuolo, il cross in mezzo, ovviamente rientra nella conta totale dei 5 cambi, non dei 3 slot, ricordiamo, delle 3 pause concesse per effettuare le sostituzioni. Qui dalla bandierina andrà Mella con il sinistro, solito mucchione in aria con Mella e Dalla Giacomo che impediscono una battuta corta, va direttamente in the box, uscita di Sargendi, sicura, la pianta lì. Sargendi sicuramente, come detto in precedenza, incolpevole in occasione dell'1-1 di Jane, che ha trovato davvero una coordinazione e una potenza molto importante, direi. Mele, combinazione 1-2 con Kiem, verticalizzazione dove però non ci sono maglie blu. Ancora Jane, Bellucci che vuole rallentare i ritmi, e lei a decidere e a costruire la manovra del Sassuolo. Cres che fa vedere ancora una volta il proprio lancio preciso, qui precisa però Bellucci, opportunità per il Chievo, in avanti Dalla Giacoma, entra in area Dalla Giacoma di esterno, Dalla Giacoma, un colpo soffice, con cui riporta il risultato sul 2-1, ancora in avanti il Chievo, contropiede micidiale, ancora a sfruttare un'indecisione del Sassuolo in costruzione. Molto cinico il Chievo che non perdona ancora una volta. Dopo la rete di Ferrato arriva quella di Dalla Giacoma che a questo punto scompiglia nuovamente le carte in tavola e riporta parzialmente, momentaneamente, ricordiamolo, il Chievo in testa al mini girone di Coppa Italia. Quindi saranno 25 minuti circa di abbondanti, più recupero ovviamente di fuoco
allo stadio Olivieri di Verona in diretta su Avelia. Una partita che prometteva emozioni, come detto in presentazione del match, e che non ha assolutamente deluso le attese. Vedremo come risponderà il Sassuolo. Tardini prova ad avanzare, fermata, era rimessa però ancora di stampo giallo-blu, quando intanto mister Sacchetti è pronto al terzo cambio per le neroverdi. Con le mani Mele, non riesce ad arrivare Ferrato, si ritrova la palla fra i piedi e prova a custodirla affidandola a Tardini. Corrado, Kiem attaccata, riesce però a cavarsela il Chievo. Qui un passaggio sanguinoso di Mele, Jane, Bellucci pensa al tiro, poi allarga per Mella, traversone in aria sporcato, palla che resta lì allontanata da Kiem, Dongus, il traversone in mezzo, tenta addirittura la rovesciata, poi il tiro di Brignoli, Jane, il Sassuolo che resta pericolosamente in aria e poi la spara alto, Brignoli, occasione importantissima per il Sassuolo. All'interno dell'area Brignoli aveva evitato l'avversaria, conclusione potente ma imprecisa quella della numero 15, sicuramente da mettere a referto, quindi arriva la risposta del Sassuolo che però non ha prodotto il 2-2. Qui Sargenti costretta al rinvio lungo, non troppo lungo però, con il Sassuolo che resta nella metà campo avversaria. Bellucci vuole far salire anche Dongus, Jane si è defilata e poi imbucata in aria, il cross in mezzo, pericoloso quello di Pondini che attraversa tutta l'area di rigore, arriva in fallo laterale. Altro cambio al 68esimo minuto. Vedremo di chi si tratta. Un attimo per riprendere fiato, questa partita super intensa. Si continua con il Sassuolo alla ricerca del pari. Playdrup, Brignoli, l'imbucata, capisce tutto, legge bene questo traversone Corrado. Dongus, qui arriva di gran carriera Mele, gran partita la sua. Kiem, qui non riesce ad arrivare chiaramente Ferrato, però quando si affaccia nella metà campo avversario il Chievo lo fa sempre con più decisione. Qui intanto il gioco nuovamente fermo. È stato decisivo, possiamo dirlo, il cambio di mister Venturi con Alborghetti, il ruolo di trequartista, tanto è a terra una giocatrice del Chievo, dovrebbe essere Dalla Giacomo, se non vediamo male. Decisivo, dicevo, il cambio di mister Venturi che ha deciso di rischiare, mettendo un attaccante in più, di fatto un'ala offensiva in più al posto di una centrocampista, e subito Alborghetti ha ripagato la fiducia del tecnico veronese, recuperando quel pallone che poi è finito sui piedi
di Dalla Giacomo. Non è Dalla Giacomo la giocatrice a terra, cerchiamo di capire di chi si tratta. Massa, sembra il 22, sì, è il 22 di Massa, quindi sicuramente dovrà essere accompagnata fuori l'ex Genoa e San Marino, anche lei protagonista di una partita sicuramente di grande sacrificio. Vedremo se sarà proprio lei ad uscire, perché come detto prima c'è un cambio pronto per il Chievo, dovrebbe essere Tuno Aia ad entrare, vedremo se è proprio al posto della numero 22. Intanto si ricomincia con Orsi, ritorna da Cresche. Ancora giro palla del Sassuolo con l'ennesimo recupero alto del Chievo. Mascanzoni può entrare in aria, pensa al tiro, Mascanzoni, diagonale potente ma non abbastanza da impensierire Cresche. Brignoli, Jane, proprio l'autrice del gol, trova Fulgenz, il cross in mezzo, allontana Zanoletti, Tardini recupera questo pallone Fulgenz, ancora una volta un cross, qui si lascia probabilmente cadere una giocatrice del Sassuolo, non c'è nulla, avanza Mascanzoni, parte il contropiede, Dalla Giacomo, punta Dongus, Dalla Giacomo, raddoppiata numero 29 che ha perso un'inerzia dell'azione, non la palla però con l'ottimo scarico per Mele, ancora un numero della numero 4, Ferrato sulla tre quarti protegge e poi affida ancora una volta Dalla Giacomo, passaggio basso allontanato con un campanile da Dongus, alza il pallone anche Dalla Giacomo, prova ad arrivare al Borghetti leggermente lungo. Dongus, Orsi, quindi toccata duramente, arriva il primo cartellino dell'incontro per Chiara Mele, prima ammonita di questo match. Una partita comunque dura sicuramente, però piena di contrasti, però sempre ai limiti della correttezza. E qui Jane probabilmente sta pensando a un cross lungo, anche se vicino a sé c'è Orsi tutta sola. La mette in mezzo Jane, allontana Corrado e poi Sargenti raccoglie il colpo di testa di una giocatrice del Sassuolo che aveva provato a scodellare nuovamente in mezzo. Viene incontro Tardini per costruire da dietro, Zanoletti, Tuno Aia, la nuova entrata, Tardini a proteggere, pallone che resta in campo e qui con le cattive, diciamo così, in qualche modo ha fermato l'avversaria, numero 25. Quindi confermato il cambio preannunciato poc'anzi fra Tuno Aia e Massa che è uscita dolorante, chiaramente caratteristiche diverse per Massa e Tuno Aia.
Jane in mezzo sul secondo palo, troppo lungo. Una sostituzione che ha portato chiaramente a un altro cambio modulo per la formazione Turi, che adesso non ha l'obbligo di trovare il gol. Dovrebbe essere una difesa a 3, quella disegnata da mister Venturi. Jane con le mani, mancano 15 minuti più recupero al Chievo per centrare un'impresa che sarebbe davvero storica, quella di eliminare la formazione di Serie A, ma la partita è lunghissima ancora, con il Sassuolo che punge, Dongus, il cross in mezzo, e alla fine si procura un corner dalla bandierina, andava Mella. Movimento in aria, parte Mella, traversone alto, fuori Tardini, arriva prima di tutte Orsi, palla buona ancora per il Sassuolo, il cross di sinistro, pallone che resta lì nel mucchio, arriva decisiva al Borghetti ad evitare la conclusione in rete da posizione favorevole. Quindi palla contesa, alla fine alla meglio il Sassuolo, continua a dar vita a questa azione con Cresche sempre altissima, dove probabilmente arriverà un doppio cambio per il Chievo. In avanti il Sassuolo, ancora una volta Kiem a fare da scudo alla difesa giallo-blu, quando segnalo che nel frattempo è entrata anche Perselli tra le file del Sassuolo, cerchiamo di capire al posto di chi. Intanto Dongus in aria per Jane, Dongus, cross in mezzo e Mele ancora con la solita decisione in tackle, dice di no, ancora un angolo però per il Sassuolo. Cross in mezzo, colpo di testa, Brignoli, lo scarico però troppo corto per Jane, quindi altro contropiede, ancora dalla Giacoma, vicino a lei Tardini, non riesce ad innescarla però la numero 29, quando il Chievo è pronto con un doppio cambio. In avanti ancora Perselli, proprio la nuova entrata al posto di Bellucci. Quindi sono 3 i cambi del Sassuolo, che ha fatto entrare Filgens, Pondini e adesso anche Perselli, altra classe 2006, quindi altra sedicenne, ancora più piccola addirittura di Sciabica, nel momento che è nata a settembre, quindi altra giocatrice sicuramente interessante, giovanissima. Sassuolo ancora in avanti, proprio Perselli, il cross in mezzo, allontana Tunoaia. Mella, pallone che resta lì, poi allontana il Chievo, una serie infinita di rimpalli e palloni contesi, contrasti, Brignoli, si allarga proprio Perselli, capisce tutto però Mascanzoni, questa volta c'è però Ferrato che prova a custodire meglio questo pallone, arriva al Borghetti, troppo lungo però il passaggio ravvicinato. Il Borghetti però è fresca e prova a dar fastidio con il pressing. Potrebbe essere addirittura un triplo cambio quello del Chievo, non abbiamo visto male. Qui alza il pallone Mascanzoni, ancora un suggerimento sbagliato dal punto di vista tecnico, rimedia il Chievo con Zanoletti,
Lancio lungo, bravissima a trovare Dalla Giacomo di esterno, prolunga per Alborghetti che non riesce a tenere botta nel duello fisico con Orsi. Leidrup, largo da Mella, torna indietro da Brignoli, Orsi, ancora Brignoli, linee verticali, adesso si fa largo da Mella, il traversone in mezzo, arriva di testa la numero 22, ancora Jane, in aria Jane con Mele a sfidarla. Ancora un altro cross e ancora una volta Corrado ad allontanare. Prova ad uscire il Chievo schiacciato dal Sassuolo. Ci prova adesso con Ferrato che però è imprecisa nel lancio a cercare Alborghetti. 10 minuti più recupero alla fine di questo match. Ricordiamo il risultato di 2-1 per il Chievo, che deve mantenere questo score se vuole centrare il quarto di finale di Coppa Italia. Di testa Mascanzoni, ancora una volta Mascanzoni, questa volta però deve lasciare a Jane il tiro dalla distanza della numero 27 Monterubiano, alto sopra la traversa, e adesso gioco fermo perché ci sarà appunto un triplo cambio per il Chievo. Dentro Willis al posto di Dalla Giacoma. Poi vedo anche Salaorni e Caneo pronti ad entrare. Sicuramente applausi scroscianti per Dalla Giacoma che ha siglato il secondo gol del Chievo. Fuori anche Ferrato al posto di Caneo. Anche se ovviamente sarà Willis a ricoprire la posizione avanzata lasciata libera da Ferrato. Salaorni invece prenderà il posto della numero 17 Kiem, quindi esauriti i cambi per mister Venturi. '83esimo sul cronometro, quindi formazione rivoluzionata direi rispetto all'11 iniziale, ma come è giusto che sia servono tante energie per tenere botta in questi ultimi minuti decisivi allo stadio Olivieri. Lancio lungo di Sargenti, Caneo tocca il primo pallone, tocca anche il primo pallone Willis che a questo punto è chiamata a far valere il suo fisico per far salire la squadra. Situazioni difficili. Quindi gioco nuovamente fermo e cambio per il Sassuolo. E quindi dentro Giorgia Tudisco e Novak al posto di Brignoli e Dongus. Quindi fuori Dongus e Brignoli, dentro Tudisco e Novak. '84esimo minuto. Con le mani Mascanzoni ancora una volta. Viene incontro Caneo. Corrado che come ha fatto spesso nelle ultime uscite, anzi a dire la verità già da inizio stagione, lascia il posto della difesa a Salaorni. Corrado che ha avanzato il proprio raggio d'azione nella zona mediana del campo. Può e sicuramente sa farlo bene la numero 24. Zanoletti qui anticipa tutti, trova Tardini, Salaorni, spazza via con il sinistro, Sassuolo però che resta in posizione avanzata.
Pondini, Perselli, Novak, scambia con Perselli, va sul fondo, il cross in mezzo è l'ennesimo intervento di Mele che regala solo il corner. Battuto subito dal Sassuolo, il cross in mezzo, il colpo di testa di Monterubiano, traversa! Brivido per il Chievo, pallone che resta lì e poi ancora una volta un corner. Traversa di Monterubiano che ha staccato più in alto di tutte all'85esimo. Qui allontana Tardini, Novak. Qui un passaggio che resta a metà strada, ne approfitta Corrado che ha anche la lucidità per evitare Novak, trovare Tardini, avanza, accelerazione di Mele, difesa attacco, che partita la sua, qui però meno precisa, probabilmente anche provata dalla stanchezza, non può avere chiaramente il massimo della lucidità, buona però la sua prova soprattutto in fase di copertura. Perselli, qui il lancio lungo, Phil Jens, Mella sulla corsia sinistra, Jane scambia ancora con Mella, poi un campanile, Zanoletti ci mette il fisico in modo duro ma regolare, altrettanto duro l'intervento di Tardini che viene lei però toccata duramente da Perselli, pulito seppur deciso il suo intervento, poi involontariamente Perselli ha lasciato il piede forse sulla caviglia della giocatrice numero 25. Salaorni lungo, cercare Willis che non può però arrivare, Orsi, Perselli, anzi era Pondini, Novak sfida Tardini, è più fresca, deve però tornare per il rimorchio di Pondini, Jane non è precisa nell'ultimo passaggio e qui Willis fa quello che deve fare, cioè quello per cui è stata chiamata in campo, cioè con fisico e abilità cercare dei falli in grado di far respirare e far salire la squadra come in questa occasione. Salaorni sinistro lungo ma intercettato dal Sassuolo, da Tubisco. Jane largo da Mella, in avanti Perselli, Caneo però col passaggio troppo corto, ancora Tudisco, accelerazione di Tudisco, fa correre Willis, poi ricomincia, scambio con Pondini, linea orizzontale a trovare ancora Tudisco, Jane pensa al tiro e invece un cross, la sponda di Monterubiano, c'era fuori gioco però segnalato dall'arbitro, quindi nulla di fatto all'89esimo. Si riducono sempre di più i minuti a disposizione del Sassuolo per trovare un pari che sarebbe decisivo da una parte e dall'altra. Ancora Jane vicino al cerchio di centrocampo, Orsi, Tudisco, qui imprecisa Phil Jens che cercava Novak sulla fascia e quindi secondi preziosi per il Chievo anche per rifiatare, guadagnare anche qualche secondo per far scorrere il cronometro. Tensione sicuramente alta in campo ma anche negli spalti dello stadio Olivieri, questi minuti decisivi. Caneo allontana, c'è però Pondini,
Qui con qualche rischio Mele recupera un pallone, si sovrappone Mele, passaggio in avanti per Alborghetti, bandierina che però va su. Qui Alborghetti probabilmente ne approfitta anche per guadagnare qualche secondo. Chiaramente gli animi in questo momento sono accesi per il momento della partita e per l'importanza anche della posta in palio. Orsi, 5 minuti di recupero. Intanto ringrazio la regia Andrea Colognese per l'indicazione, quindi 5 minuti per il Chievo per provare a centrare un obiettivo prestigioso. 5 minuti per il Sassuolo invece per far valere l'attuale classifica del girone di Coppa Italia, non l'attuale ma quella con cui siamo arrivati a questa partita. Al momento invece la classifica parziale, ricordiamolo, è Chievo 4, Sassuolo 3, Torres già eliminata a 1. Sargenti vicino a lei, Salaorni che probabilmente andrà potente, no, alla fine lascia Sargenti che sarà lei a battere forte. Qui in contrasto aereo si continua però con Novak, accelerazione sulla fascia, la rincorre Mele, entra in area Novak, ancora Mele, ennesimo intervento importante la numero 4, che peperino davvero la numero 4, piccolina ma quanto a contrasti e tackle non è inferiore a nessuna. Qui però gioco fermo perché è rimasta a terra Perselli, se non abbiamo visto male, quindi una probabile proroga del recupero segnalato da direttore di gara Claudio Allegretta della sezione di Molfetta. Speriamo non sia nulla di grave per Perselli. No, non è Perselli ma è Pondini, giocatrice coinvolta nel contrasto visto poc'anzi. Si rialza però la numero 8 per fortuna, quindi una probabile aggiunta al recupero di 5 minuti. Andremo sicuramente oltre il 95esimo di questa sfida del terzo e ultimo turno del girone di Coppa Italia fra Chievo e Sassuolo. Davanti il Sassuolo svetta di testa con decisione Salaorni, tocca Tardini, Tudisco però rinviene le finte di Tudisco che poi allarga da Perselli, Novak, Perselli la sovrapposizione, vuole andare sul fondo, c'è Salaorni che anche lei quanto a tackle non si tira mai indietro, la numero 23 in questa stagione sta trovando un po' meno spazio rispetto alla scorsa, però è sempre chiamata in causa e quando entra dà sempre il suo contributo, come ha fatto in questi 20 anni, più di 20 anni, con la maglia del Chievo, prima Fortitudo Mozzecano. Novak sulla corsia, ancora Mele, solo per un attimo, Perselli, Playdrup, Novak, il cross in mezzo, colpo di testa di Monterubiano, debole però Sargenti, la pianta lì ancora una volta. Bella prova anche la sua, soprattutto nel primo tempo quando è stata impegnata in più di un'occasione dalle attaccanti del Sassuolo. Mascanzoni con esperienza la tiene lì
Tunoaio lungo, Alborghetti rincorre. Tudisco prova ad accelerare, imprecisa però ancora una volta Mele, quindi contropiede per il Chievo che può addirittura cercare il terzo gol. Alborghetti di esterno, c'è Willis che evita l'avversaria e fallo, altro fallo utilissimo della numero 20, lucida sulla tre quarti, sull'attacco di Mella. È stata più lesta della diretta avversaria a spostare il pallone e quindi importante questa punizione per guadagnare terreno ed allontanare l'avversario. Vedremo se Tardini proverà come nel primo tempo la battuta a rete o se deciderà di gestire il possesso, più probabilmente la prima da quello che vediamo. Pronta Tardini di potenza, centra la barriera, una seconda occasione, un altro tiro fuori dalla porta, ha fatto bene però il numero 25 a provarci, anche per evitare un eventuale contropiede di stampo emiliano. Jane lungo da Filgens, ultimi secondi della partita. Ultimi secondi di sofferenza per il Chievo Women prima del triplice fischio. E finisce qui, triplice fischio, festa del Chievo che centra un'impresa di Coppa Italia eliminando il Sassuolo, squadra di Serie A, con una grande vittoria allo Stadio Olivieri, 2-1 della formazione di Mister Venturi. Dopo il gol iniziale di Ferrato, il pareggio all'inizio del secondo tempo di Jane e rete decisiva di Stefania Dalla Giacoma, può davvero festeggiare il Chievo che centra un risultato davvero storico per il proprio club, è sicuramente raro nella storia della Coppa Italia, in cui davvero poche volte una formazione di Serie B è riuscita a eliminare una squadra di Serie A. Ci è riuscito il Chievo che era partita in sordina, ha cominciato non benissimo, diciamo così, quando meno dal punto di vista del risultato, questo suo percorso in Coppa Italia, con il pareggio contro la Torres, che obiettivamente è una formazione più inferiore, diciamo così, rispetto al Sassuolo, ma probabilmente anche rispetto al Chievo, un risultato che sembrava aver compromesso tutto. A maggior ragione poi dopo la vittoria del Sassuolo, a cui bastavano 2 risultati su 3 per avanzare in Coppa Italia, invece tutto o niente, dentro o fuori, come abbiamo detto nella presentazione di questa partita, e alla fine il Chievo ha deciso di prendersi tutto. Quindi lo ricordiamo, risultato allo Stadio Olivieri, Chievo 2, Sassuolo 1, impresa storica della formazione giallo-blu, che ha fatto una partita davvero molto importante, non solo nelle proprie marcatrici, ma l'abbiamo detto tante volte in telecronaca, una partita di sofferenza, e probabilmente Chiara Mele, come detto poc'anzi, è la giocatrice che ha rappresentato meglio o un po' di più rispetto alle altre questo spirito, con tanti interventi, risultati alla fine decisivi per evitare l'arrembaggio del Sassuolo. Qui vediamo nei nostri teleschermi di Avelia HD Live la festa intanto con le giocatrici che vanno a prendersi il meritatissimo applauso per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Quindi a questo punto il Chievo resta in lotta per 2 competizioni e dovrà attendere il sorteggio per affrontare probabilmente un'altra formazione di Serie A, quindi un altro appuntamento su Avelia HD Live
ancora più importante, ancora un appuntamento con la storia ancora più interessante. E quindi amici di Aveli HD Live, grazie per averci seguito in questo weekend di calcio femminile, una prima uscita per il Chievo decisamente importante, decisamente positiva. Ricordiamo ancora una volta il risultato: allo stadio Aldo Olivieri di Verona, Chievo 2, Corretti, Ferrato e Dalla Giacomo, Sassuolo 1, marcatura di Jane. Alla fine ciò che conta è che il Chievo è riuscito a imporsi nel gruppo H della Coppa Italia femminile con 4 punti, segue Sassuolo a 3 e Torres a 1, entrambe eliminate. Ancora una volta grazie e un cordiale saluto da Pierluca Loporto, buon weekend a tutti gli amici di Aveli HD Live e ricordate di seguirci sempre per nuovi appuntamenti sempre su questo canale. Ciao!